Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito il sommario di oggi. Violenta aggressione in pieno centro storico a Catania ai danni di un turista polacco ridotto in fin di vita per rubargli il cellulare. L'uomo ricoverato all'ospedale Garibaldi per un delicatissimo intervento alla testa. Macabra scoperta a Messina, ha trovato il cadavere di un pregiudicato in una casa di Bordonaro, era nascosto nell'abitazione da oltre 8 mesi. Fermato il coinquilino cinquantenne che avrebbe occultato il corpo dell'uomo per percepirne la pensione. Continua la caccia al detenuto evaso dal Tribunale di Trapani durante il processo. Francesco Adragna ha eluso la scorta, ha scavalcato il cancello e fatto perdere le sue tracce. Ricerche anche in provincia. Il comune più ricco del mezzogiorno d'Italia è Sant'Agata di Battiati. A stabilirlo è uno studio della CGIA di Mestre basato sulle dichiarazioni dei redditi. Secondo posto per San Gregorio. Ficarra e Picone si raccontano in un incontro con gli studenti a Catania tra successi, autoironia e risate. Il loro ultimo film, La stranezza, premiato con il Davide di Donatello per la miglior sceneggiatura originale. E poi il calcio, il Messina batte la Gelbison nella gara di ritorno dei play-out e festeggia la salvezza in Serie C. Il Palermo perde 2-1 a Cagliari ma resta in zona play-off. Domani al via la corsa a scudetto del Catania in campo al Massimino contro il Sorrento. Diretta su Telecolor dalle 15:30. Buonasera dal nostro telegiornale. Un turista polacco è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Catania dopo essere stato aggredito violentemente da un uomo che lo ha derubato del cellulare. È successo la notte scorsa nei pressi di piazza Stesicoro in pieno centro storico. Sentiamo Natale Bruno. Di notte c'è una città in pericolo e la zona particolarmente vulnerabile è quella del centro storico, la stessa della Movida. Ultimo eccesso la notte scorsa. Un banale scippo del cellulare di un turista si è trasformata in una gravissima rapina con postumi abbastanza gravi per la vittima, un polacco di 35 anni, ospite di un bed and breakfast di via Umberto. Tra via Neve e via Peniniello l'uomo è stato avvicinato da un extracomunitario che gli ha sottratto l'iPhone. Lo ha fatto violentemente, tanto che la rapina è stata caratterizzata da una violenta aggressione durante la quale il polacco è caduto per terra battendo la testa. È stato un residente di quella via a notare la scena, a dare aiuto alla vittima che a bordo di un'ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Ha un bruttissimo trauma cranico, in ospedale è stato sottoposto a un intervento, la sua vita è appesa a un filo. In mattinata sono stati i poliziotti delle volanti a avviare un'indagine. Visionate le telecamere della zona, gli agenti hanno sentito i proprietari del bed and breakfast accertando che il turista polacco era da qualche giorno in città. La procura ha aperto un'inchiesta e caccia all'extracomunitario. E continuiamo con la cronaca. Nascondeva in casa nel rione Bordonaro a Messina il cadavere in avanzato stato di decomposizione del suo coinquilino da almeno 8 mesi, probabilmente con l'intento di intascarne la pensione. A fare la macabra scoperta una volante della polizia durante un controllo di routine. Francesco Triolo. Nascondeva in casa un cadavere in stato avanzato di decomposizione, almeno da 8 mesi. La scoperta a Messina nel rione delle Case Gialle di Bordonaro è stata della squadra volante della questura e risale allo scorso 8 maggio, ma solo oggi si è venuti a conoscenza dell'episodio. Si trattava di un normale controllo di routine durante il quale i poliziotti fermarono in strada una persona già conosciuta alle forze dell'ordine, il cinquantenne Angelo Brucculeri. Dall'atteggiamento dell'uomo è scattato un controllo nella sua abitazione dove è stato rinvenuto il corpo di un 66enne di origine calabrese di merito Portosalvo, Ferdinando Testa, un latitante su cui pendeva una condanna a 5 anni emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. I due non sarebbero parenti e quindi sono scattate le indagini per capire cosa sia accaduto in quell'abitazione. La procura ha aperto un fascicolo e sottoposta a indagini Brucculeri con l'ipotesi di reato di occultamento di cadavere. Sulla vicenda c'è il massimo riservo da parte degli inquirenti. Il corpo dell'uomo è stato trovato ancora addosso il pigiama ed un paio di calzini. Era disteso sul pavimento in 1 metro quadro, ancora libero accanto al letto. Da un primo esame esterno non sembra aver subito violenza, quindi la causa potrebbe essere quella di una morte apparentemente naturale. Tra le ipotesi che vanno però verificare, la principale è che alla base dell'occultamento del cadavere ci possa essere stato l'interesse del coinquilino a percepire la pensione o il reddito di cittadinanza dell'anziano. Tra le carte sequestrate, gli agenti avrebbero trovato un documento di identità contraffatto sul quale il cinquantenne avrebbe apposto una sua foto.
La procura di Patti ha aperto un'inchiesta sulla frana verificatasi ieri nel comune di San Fratello. Al momento non ci sono indagati. Il PM si è recato sul posto per cercare di capire se il fenomeno è dovuto a un evento naturale o se ci possano essere state omissioni da parte delle istituzioni. La città metropolitana di Messina ha intanto avviato l'iter per la messa in sicurezza della frana. Sull'arteria stradale interessata è stato disposto il divieto di transito. La viabilità alternativa è costituita dalla strada statale 289, percorribile a senso unico alternato. Andiamo a Trapani, continua la caccia a Francesco Adragna, l'uomo evaso ieri mattina dal tribunale in attesa di essere processato. Le ricerche sono state estese ad altre città dell'Interland. Laura Spanò. Polizia penitenziaria, Carabinieri e Polizia di Stato sono ancora alla ricerca di Francesco Adragna, il detenuto di 35 anni che ieri mattina, eludendo il controllo della scorta, è riuscito a evadere dal Palazzo di Giustizia di Trapani, dove era stato condotto dal carcere di Agrigento per essere processato. Ancora stamane di Adragna nessuna traccia, nonostante il dispiegamento di forze dell'ordine ovunque. Le ricerche si sono estese anche alle città dell'Interland, alla frazione di Bonagia Valderice, dove risiedono i familiari del detenuto evaso. Mentre lui si dava alla fuga, il giudice che avrebbe dovuto giudicarlo chiamava il processo dando atto del necessario rinvio per sopraggiunta evasione dell'imputato. A dare manforte ai colleghi di Trapani ieri sono arrivati da Palermo anche agenti di polizia penitenziaria del nucleo regionale. Francesco Adragna è un piccolo pregiudicato. Le videocamere di sorveglianza dentro e fuori dal tribunale lo hanno colto mentre cerca attraverso i sotterranei del palazzo la via per scappare, riuscendo a scavalcare il cancello, uno di quelli secondari del tribunale privo di vigilanza. Una volta per strada l'ultima sua immagine mentre svolta l'angolo per rimettersi in corso Italia proprio di fronte all'ingresso principale del tribunale. Adragna prima era detenuto nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Dopo aver tentato un paio di volte di fuggire via, l'amministrazione penitenziaria lo aveva fatto trasferire ad Agrigento. Ieri mattina doveva comparire come imputato davanti al giudice monocratico del tribunale, dove era imputato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Era sottoposto alla misura cautelare per reati contro il patrimonio e furti. Il detenuto ieri mattina si trovava al primo piano del tribunale in una camera di sicurezza attigua all'aula dove doveva essere celebrato il suo processo. Non aveva manette a causa di un braccio ingessato. Approfittando della distrazione della sua scorta è riuscito a fuggire via, raggiungendo attraverso una scala di servizio il seminterrato del tribunale. Poi è risalito, è entrato nel parcheggio all'aperto, si è diretto verso il cancello che con agilità, anche con il braccio offeso, è riuscito a scavalcare diventando uccel di bosco. Sant'Agata Li Battiati è il comune più ricco del meridione d'Italia. A stabilirlo è uno studio della CGIA che ha analizzato i dati e i riferimenti alle dichiarazioni dei redditi del 2021. Siamo andati a fare un giro in paese con Tonino De Mana. La ricchezza abita qui. Si può sintetizzare così il primato di Sant'Agata Li Battiati, il comune più ricco del Mezzogiorno d'Italia, con un reddito pro capite medio di 28.000 euro. A sancirlo è uno studio del CGA di Mestre che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021 e si accorcia anche la distanza tra il comune più ricco, l'Aiatico in provincia di Pisa, e quello più povero d'Italia che risulta Carvagna Como, praticamente ai confini con la Svizzera. Milano resta comunque il comune capoluogo di provincia più ricco d'Italia con 37.189 euro, praticamente il doppio dei 18.000 euro dichiarati a Ragusa. Al sud, oltre a Sant'Agata Li Battiati, spicca anche il secondo posto di San Gregorio di Catania che precede Cagliari. Il virtuoso nord arretra, il centro e il sud arrancano, ma ci sono anche isole felici. Sant'Agata Li Battiati è un esempio ed il sindaco Marco Rubino va fiero del primato. Ci sentiamo molto bene perché abbiamo qui una qualità della vita di tutto rispetto, i servizi ci sono e per la maggiore funzionano in maniera ottimale, abbiamo un livello di investimento verso la cultura particolarmente attento, abbiamo realizzato da poco un polo culturale e soprattutto come amministrazione con i miei assessori siamo molto attenti ai finanziamenti europei, tra cui primeggiamo come comune di tutta la regione siciliana ad aver polarizzato maggiori finanziamenti europei. Cosa pensa realmente chi vive a Sant'Agata Li Battiati? Io da 45 anni che ci abito e mi trovo benissimo a Sant'Agata Li Battiati. Ed è un comune sempre più ricco. È abbastanza attivo, questo sì, io do adito nel senso che trovo tutto, sia l'amministrazione, tutto ciò che ci serve a Battiati, abbiamo tutto pronto. Si vede che è un paese che cerca di essere al di sopra della media, ecco. La sera si sta tranquilli, si circola bene,
servizi ottimi. Io sono un informatore farmaceutico, vivo a Battiati da 15 anni per scelta, perché io vivevo a Catania. È un comune assolutamente presente, si vive molto bene, sicurezza, pulizia, i cittadini sono veramente contenti. Una volta era un paese dormitorio, oggi è invece un paese attivo, un paese che fa vivere veramente i cittadini con dei servizi, con tante cose. La sera si lavora fino a tarda sera con serenità e tranquillità. E offriamo noi altri, offre il comune, perché siamo il comune più ricco. Cambia il vertice di Confindustria Catania, l'imprenditore Angelo Di Martino è il nuovo presidente. Lo ha intervistato per noi Emanuela Corsi per conoscere obiettivi e priorità del suo mandato. Sentiamo. Presidente Di Martino, intanto grazie per essere qui con noi. Iniziamo subito con quelle che sono le priorità e gli obiettivi del suo mandato. Gli obiettivi del mio mandato sono molti. Zone industriali, le ZES, che per noi, per tutte le imprese ovviamente, sia locali che vengono da fuori, sono importantissimi. Farò una squadra per la zona industriale. Spero la prossima settimana, addirittura abbiamo già i nomi di 8-10 persone che deve vigilare, perché la zona industriale deve essere la locomotiva veramente della nostra zona, del nostro territorio. Poi c'è il ponte sullo Stretto, che secondo me è veramente la madre di tutte le infrastrutture. A proposito delle politiche industriali, voi cosa chiedete alla Regione? Venirci incontro a delle cose, dei progetti che noi facciamo. E invece per quanto riguarda il nuovo sindaco di Catania che tra poche settimane verrà eletto? Noi chiediamo una cosa, di dare delega per la zona industriale, quindi ZES e zone industriali, ad una persona che abbia le qualità per cercare di portare imprese alla zona industriale in tutto il territorio ovviamente della Sicilia orientale, ma soprattutto alla zona industriale. Invece parliamo della burocrazia, perché lei ha detto che bisogna lottare contro questa burocrazia farraginosa. Eliminarla è molto difficile, lo sappiamo, perché ne parliamo da anni. Ci vuole più autorità, ecco, e coraggio soprattutto, ma i politici non lo so se ce la fanno a fare questo. E invece per quanto riguarda i giovani, c'è questo fenomeno dell'emigrazione, soprattutto dei giovani all'estero. Cosa dobbiamo fare per tenerli a casa nostra? Guardi, se noi pensiamo che circa 4-5 anni sono andati via dalla nostra isola circa 350.000 giovani, è drammatico. Il 25% praticamente non completa gli studi. Cosa bisogna fare? Dare sicurezza sul lavoro, in modo che se il giovane si sente sicuro, si sente sicuro sia dello stipendio sia del lavoro che fa, non ha motivo di spostarsi. Anzi, dobbiamo far venire le persone, tutte queste giovani che sono andate via, e cercare pian pianino di farle ritornare, perché la Sicilia merita questo e noi non la dobbiamo abbandonare. Grazie Presidente e auguri, buon lavoro. Grazie a voi. Il duo palermitano Ficarra e Picone a Catania per incontrare gli studenti dell'Istituto San Giuseppe. La coppia di comici continua a riscuotere successi al cinema. Il loro ultimo film, La stranezza, ha vinto il premio Davide di Donatello per la miglior sceneggiatura originale. Eva Spampinato. Io ormai in giro non è che sono ciao Valentino, ciao Picone, ciao Ficarra e Picone. Cioè non è una bella cosa, perché lui ha un passato di illegalità. Ma spero anche un futuro di illegalità. Autoironia dissacrante ed estrema professionalità. Dietro l'aspetto perennemente comico di Salvo Ficarra e Valentino Picone si celano due persone serissime che hanno fatto delle freddure e delle battute taglienti in salsa sicula il loro segno distintivo, ma che quando si parla di lavoro non badano a scherzi. Ecco svelato uno dei segreti del successo del duo comico campione di incassi al botteghino e di successo tra il pubblico. Lo racconta la giornalista cinematografica Ornella Sgroi in un libro È la coppia che fa il totale, e lo confermano anche i protagonisti che hanno incontrato gli studenti dell'Istituto San Giuseppe di Catania. Questa intervista la facciamo in italiano, in inglese, in francese? Falla in italiano, falla in italiano, falla in italiano. Volevo dire eventualmente che noi parliamo solo italiano. Sì. Partiti da Palermo con il loro cabaret in giro per l'Italia, hanno fatto una carriera incredibile e collezionato una filmografia ricca di contenuti, capace di unire comicità e critica di costume, veicolando al grande pubblico messaggi attuali e importanti. Da Nati stanchi a Il primo Natale, Ficarra e Picone hanno realizzato ben 7 film e il prossimo si inizierà a registrare proprio a Catania nei prossimi giorni. Ficarra racconta come si è
è allenato per il suo primo set cinematografico. Primo film Nati Stanchi, che nasce in un periodo in cui noi facevamo tante serate, tanti spettacoli, cose eccetera eccetera, e quindi si va a dormire tardi, ci si sveglia tardi la mattina e cose varie. E venne uno e mi dice, oh, lo sai che il cinema significa sveglia all'alba, la mattina presto? Se bella madre, come fare io? E quindi faccio questa dieta del sonno. Comincio tutto agosto, perché il film si cominciava a girare il 3 settembre, comincio questa dieta del sonno, con ati di vomito, perché tutte queste, il senso di nausea, insomma una serie di cose, effetti collaterali dell'alzarsi presto. Alle 10 di Ferragosto ero a letto, perché mi dovevo allenare per questa cosa. Fanno il piano di produzione, le prime 2 settimane di ripresa erano tutte notturne. Si cominciava alle 9 e si finiva alle 5 del mattino. Ancora top secret titolo e trama del nuovo film. Dai recenti premi David di Donatello, invece, il riconoscimento come miglior sceneggiatura originale per La stranezza, film del regista palermitano Roberto Andò, che li vede protagonisti con Toni Servillo. Ci fermiamo per una pausa, tra poco un'ampia pagina dedicata allo sport, non mancate. Bentornati, siamo al calcio, sconfitta al Sant'Elia per il Palermo che a Cagliari perde 2-1 dopo essere andato in vantaggio con Segre, determinante l'espulsione di Marconi nella ripresa. Rosanero che però possono ancora accedere ai play-off, servirà a battere il Brescia venerdì sera al Barbera nell'ultima di campionato. Marco Gullà. 10 minuti, doppio giallo per Marconi e Palermo in 10. Il Cagliari inizia a spingere, trova il vantaggio, male al Cagliari che gestisce lo scoro senza comunque rischiare moltissimo. Battendo 1-0 la Gelbison con un gol dell'attaccante Ragusa, il Messina fa suo lo spareggio salvezza contro i Campani e si guadagna la permanenza in Serie C anche per la prossima stagione. Sergio Colosi. La firma è d'autore del messinese Nino Ragusa, ma è stata un'autentica sofferenza per i 6.000 tifosi del Franco Scoglio e la palma del migliore in campo spetta al portiere Fumagalli, decisivo almeno in 2 occasioni negli 8 minuti di recupero. Il Messina restituisce alla Gelbison l'1-0 dell'andata e si salva per migliore piazzamento nel regular season rispetto ai Campani, che però nel computo della doppia sfida avrebbero certamente meritato di più. Messina slegato, volenteroso e nulla più nel primo tempo, con un sinistro di Ferrini salvato da D'Agostino che rappresenta la migliore opportunità dei peloritani. Nella ripresa la partita diventa ancora più complicata, anche perché la paura ha un peso specifico notevole e la Gelbison, tra un contropiede fallito e varie perdite di tempo, si avvicina all'obiettivo salvezza. L'ingresso in campo degli attaccanti Curiale che spreca il vantaggio a tu per tu con D'Agostino e Zuppel è la mossa della disperazione. Per la Gelbison ci sono praterie in contropiede, mentre il Messina si affida solo a lanci lunghi, anche dalla difesa e dalla metà campo in su non riesce a fare 2 passaggi di fila. Al minuto 37 la svolta con Ragusa, fino a quel punto non pervenuto, che segna il gol della salvezza su assist di Ferrini. Il resto è nelle parate di Fumagalli che per 2 volte su De Sena e Tumminello compie autentiche prodezze che valgono un altro campionato in Serie C. Comincia domani la corsa del Catania nella pool scudetto dilettanti. I rossazzurri debuttano al Massimino contro il Sorrento. Ferraro recupera Rizzo e conferma l'attacco con 3 over. La partita sarà trasmessa in diretta su Telecolor. Marco Carli. Centrato con successo il primo e più importante obiettivo stagionale, cioè il ritorno fra i professionisti, il Catania può inseguire lo scudetto. Cominciano domenica i 3 triangolari che fra le 9 vincitrici dei gironi di Serie D designeranno le 4 semifinaliste. Il Catania è nel girone 3, si parte dal Sorrento, di scena al Massimino nel primo match, poi tutto dipenderà dal risultato della prima sfida. Se il Catania vincerà, sarà di scena il 21 maggio sul campo della vincente dello spareggio fra Brindisi e Cavese. Se i rossazzurri non dovessero riuscire ad imporsi contro i rossoneri sorrentini, la sfida con i brindisini o i cavesi si giocherebbe mercoledì 17 maggio. Obiettivo, come detto, le semifinali e la finalissima in campo neutro del 10 giugno che assegnerà il titolo di campione d'Italia fra i dilettanti. Siamo contenti e orgogliosi per quello che abbiamo fatto un campionato strepitoso, abbiamo fatto 31 punti sopra la seconda, abbiamo fatto tante cose importanti, però adesso è bello, no? Affrontare le squadre che hanno vinto un campionato
come il Sorrento, che è una squadra giovane, una squadra che gioca bene. Le scelte di Ferraro sono quelle che hanno caratterizzato la stagione, fatti salvi gli infortunati Somma e Chiarella. Ritorna Jefferson ma non da titolare, Rizzo è pronto a riprendersi un posto fra gli 11, mentre l'attacco sarà over con Sarao, Russotto e De Luca, a sinistra in difesa Boccia favorito su Pedicone. La partita fra Catania e Sorrento sarà in diretta su Telecolor. La nostra emittente ha infatti acquisito i diritti per trasmettere le partite della prima fase di post-season. Alle 15:30 si parte con il pre-gara per chiudere con le interviste dopo 3 ore live, fruibili anche in modalità pay attraverso i siti lasiciliaweb.it e telecolor.it. Pallanuoto femminile, vittoria preziosa per l'Equipe Orizzonte Catania che in gara 3 delle finali scudetto si è imposta a Roma contro la SIS per 13-9 con triplette di Marletta, Leone e Viacava e ora è a un solo successo dal tricolore. Ha giudicatosi anche la gara 4 in programma mercoledì pomeriggio alla piscina di Inesima, le rossazzurre saranno campionesse d'Italia. Fa festa anche la Briz Acireale che vince a Firenze per 11-9 gara 3 dei play-out e ottiene la permanenza in Serie A1. E per stasera dal nostro TG è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.